Eder, Mech, Pallister. Ho finito di scrivere la tesi a marzo e in questo capitolo propongo tutti gli aggiornamenti dei fatti accaduti da allora ad oggi. Mi è stato anche chiesto se è possibile avere una copia della tesi. In caso qualcuno fosse interessato, me lo può dire e posso provare a stampare a vedere che prezzo ci possono fare. La tesi originale comprende anche diverse foto a colori. Capitolo 9. Nuovi sviluppi investigativi nel caso di Liliana Resinovic. Analisi delle evidenze e delle ipotesi della Procura. Aprile-maggio 2025. Il caso di Liliana Resinovic continua a suscitare grande attenzione mediatica e investigativa. La complessità della vicenda, caratterizzata da ipotesi contrastanti tra omicidio e suicidio, ha conosciuto un'evoluzione significativa nei mesi successivi a marzo 2025, con nuovi elementi probatori e sviluppi giudiziari che hanno rafforzato la tesi accusatoria della Procura di Trieste nei confronti di Sebastiano Visintin, marito della vittima e unico indagato per omicidio volontario. Questo capitolo analizza in dettaglio gli ultimi aggiornamenti investigativi, con particolare riferimento all'iscrizione di Visintin nel registro degli indagati, al ritrovamento di fibre gialle, alla perquisizione domiciliare con sequestro di coltelli, alla confessione del tecnico autoptico Giacomo Molinari riguardo alla frattura della vertebra T2 e all'ipotesi della Procura sull'omicidio avvenuto il 14 dicembre 2021 in prossimità di via Weiss, Civico 21. Un punto di svolta nell'indagine sulla morte di Liliana Resinovic è rappresentato dall'iscrizione di Sebastiano Visintin nel registro degli indagati per omicidio volontario, formalizzata dalla Procura di Trieste nell'aprile 2025. Secondo quanto riportato da fonti giornalistiche, la Procura ipotizza che Visintin abbia aggredito e ucciso la moglie il 14 dicembre 2021, giorno della sua scomparsa, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico provinciale, in prossimità di via Weiss. Questa accusa si fonda su una serie di elementi indiziari, tra cui le lesioni rilevate sul corpo di Liliana, compatibili con un'aggressione violenta, come la frattura della lamina della seconda vertebra toracica, T2, una lesione allo sterno e una lesione subpleurica a livello polmonare. Visintin, che ha sempre proclamato la propria innocenza, ha rotto il silenzio in diverse occasioni nel maggio 2025, rilasciando interviste a media locali e nazionali. In un'intervista a Tele4 ha dichiarato: «Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana, assolutamente». Analogamente, durante la trasmissione Pomeriggio 5 del 26 maggio 2025, ha ribadito: «Un dramma che non auguro a nessuno. Io non ho niente a che fare con la morte di Liliana». Tuttavia, la sua posizione è stata ulteriormente complicata da nuovi elementi probatori, come il sequestro di coltelli e le indagini sulle fibre gialle. La difesa di Visintin, rappresentata dagli avvocati Alice e Paolo Bevilacqua, ha annunciato l'intenzione di richiedere ulteriori accertamenti medico-legali e genetici nell'ambito di un incidente probatorio, sottolineando l'importanza dell'autopsia per chiarire le cause della morte. Inoltre, i legali si sono opposti alla richiesta della Procura di assumere la testimonianza di Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana, ritenendolo non essenziale per il contesto omicidiario. Un elemento di rilievo riguarda il ritrovamento di fibre gialle di tessuto sul corpo di Liliana Resinovic durante l'autopsia. Tali fibre potrebbero essere riconducibili a una maglia gialla indossata da Sebastiano Visintin sotto il giubbotto nel video girato con una GoPro il 14 dicembre 2021, lo stesso giorno della scomparsa di Liliana. Questo elemento visivo ha rafforzato, agli occhi degli inquirenti, l'associazione tra Visintin e un possibile contatto diretto con la vittima o con la scena del crimine. Sebbene le fonti non specifichino con esattezza se le fibre siano state confrontate con il capo d'abbigliamento in questione, la Procura considera tale evidenza come parte di un quadro probatorio più ampio che mira a collocare Liliana nel parco di San Giovanni al momento della sua morte. L'attenzione alle fibre si inserisce in un contesto investigativo volto a collegare elementi materiali trovati sul corpo della vittima con il luogo del ritrovamento o con oggetti in possesso dell'indagato. Tuttavia, l'assenza di dettagli specifici sulle analisi comparative rende questo elemento ancora oggetto di approfondimento, richiedendo ulteriori esami forensi per determinarne la piena rilevanza. Un altro sviluppo cruciale è rappresentato dalla perquisizione effettuata l'8 aprile 2025 nell'abitazione di Sebastiano Visintin,
durante la quale sono stati sequestrati numerosi coltelli e forbici. Successivamente, il 26 maggio 2025, è emersa la notizia di un ulteriore sequestro di 3 coltelli donati da Visintin a un conoscente in Toscana, oltre 2 anni prima. Quest'ultimo, appreso del precedente sequestro, ha informato la PM Ilaria Iozzi del regalo ricevuto, determinando il sequestro delle 3 lame. Le fonti sottolineano che sul corpo di Liliana non sono state riscontrate ferite da arma da taglio, il che solleva dubbi sulla rilevanza diretta dei coltelli sequestrati. Una possibile ipotesi investigativa, riportata da Il Piccolo, è che la procura intenda confrontare le lame con il taglio presente alle estremità del cordino che stringeva i sacchetti di plastica trovati sul capo della vittima. Questo indicherebbe un possibile uso dei coltelli nella preparazione della scena del crimine, piuttosto che nell'aggressione in sé. Il sequestro dei coltelli ha acceso un ampio dibattito mediatico. Visintin ha commentato: «Queste sono cose a cui non riesco a darmi delle risposte». La difesa ha ribadito che tali elementi non sono sufficienti a dimostrare la sua colpevolezza. Particolarmente controversa è risultata la confessione resa nel maggio 2025 da Giacomo Molinari, tecnico di sala autoptica noto con il soprannome di Sector Jack. Egli ha dichiarato di aver causato involontariamente la frattura della vertebra toracica T2 durante l'autopsia di Liliana, eseguita l'11 gennaio 2022. La frattura era stata in precedenza considerata compatibile con un'aggressione, rendendola un punto chiave della tesi della procura. Molinari, presentatosi spontaneamente agli inquirenti, ha affermato che la lesione fu accidentale e ha precisato di essere un collaboratore freelance privo di accesso agli atti successivi. La confessione ha avuto ripercussioni disciplinari. Molinari è stato trasferito dall'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina, a Sughi, all'archivio Referti per violazione del regolamento aziendale a seguito della pubblicazione di contenuti sui social relativi al proprio lavoro. La decisione è stata criticata da Sergio Resinovic, fratello della vittima, che ha definito l'obitorio non un palcoscenico ed espresso forte disapprovazione per il comportamento del tecnico. Nonostante la confessione, l'anatomopatologa Cristina Cattaneo, consulente della procura, ha ribadito che il complesso delle lesioni sternali, toraciche e polmonari è compatibile con un'azione violenta, mantenendo inalterata la linea dell'omicidio. Secondo l'ipotesi della procura, Sebastiano Visintin avrebbe aggredito e ucciso Liliana Resinovic il 14 dicembre 2021 nei pressi di via Weiss Civico 21, nel parco dell'ex ospedale psichiatrico provinciale. Liliana sarebbe stata soffocata e colpita al torace e al volto, con lesioni consistenti nella frattura della vertebra T2, una lesione allo sterno e una lesione subpleurica polmonare. La data del decesso, coincidente con il giorno della scomparsa, è confermata sia dalla procura che dai periti. L'accusa è supportata anche dal ritrovamento del corpo il 5 gennaio 2022 nello stesso parco avvolto in sacchetti di plastica e dalla presenza delle già citate fibre gialle. Tuttavia, Claudio Sterpin, amico intimo di Liliana, ha espresso dubbi sulla responsabilità diretta di Visintin, ipotizzando che questi possa conoscere l'identità del vero autore del delitto. La procura al momento non ha approfondito in modo sistematico l'eventuale coinvolgimento di terze persone. In sintesi, gli sviluppi investigativi successivi a marzo 2025 hanno arricchito il caso di nuovi elementi, consolidando l'ipotesi dell'omicidio, ma lasciando ancora aperti diversi interrogativi. L'iscrizione di Visintin come indagato rappresenta una svolta, ma l'assenza di prove dirette, come ferite da taglio o un'arma del delitto identificata, rende l'accusa suscettibile di contestazioni. Le fibre gialle, sebbene potenzialmente decisive, necessitano di ulteriori analisi comparative. La confessione di Molinari solleva dubbi sulla qualità delle procedure autoptiche iniziali e l'ipotesi della procura, pur articolata, non è priva di criticità, soprattutto in merito alla dinamica e al movente. In prospettiva, l'incidente probatorio richiesto dalla difesa potrebbe chiarire diversi aspetti cruciali, così come eventuali nuove testimonianze, inclusa quella di Claudio Sterpin, se ritenuta ammissibile. Il caso resta aperto, sospeso tra la ricostruzione della procura e la linea difensiva di Visintin, in attesa di ulteriori riscontri scientifici e giudiziari che possano fare finalmente luce sulla verità.
Non ho mai calcato la mano sulla GoPro ritenendo che alla fine gran parte del tragitto fosse stato effettivamente fatto da Sebastiano, perché Liliana muore o sparisce prima. E adesso a quanto pare la procura mi dà ragione su questo aspetto. Ricordiamoci che con l'ipotesi di Sebastiano che uccide Liliana all'altezza del civico 21 di Via West, la procura mi aveva già dato quindi ragione anche sulla sosia che si è già sciolta come neve al sole. L'ho portata qua perché al 23 dicembre del 21 avevo comunicato su Facebook che sarei venuto qua, attorno alla chiesetta abbandonata, che è qua, a cercare il corpo di Liliana. Sono venuto e ho comunicato che non l'ho trovata. Per tutti quei 20 rotti giorni avevo continuato a dire che non sopportavo l'idea che il corpo di Liliana venisse trovato in un bosco come spazzatura. Guarda caso, lei è stata trovata a 50 metri da dove l'avevo cercata prima di Natale, con dei sacchi inutili come spazzatura, che non avevano nessuna funzione, nessun senso. E comunque non credo che sia un caso che sia stata lasciata qua per darsi il modo fino all'ultimo o di farla trovare o di non farla trovare. Il posto non è casuale. Bastava farla rotolare giù, no? Se hanno iscritto Sebastiano nel registro di tutte quelle cose su come può essere andato l'omicidio, io credo che hanno qualcos'altro in mano che noi non sappiamo. Noi abbiamo sempre detto che lui non voleva raccontare, e quello che raccontava erano tutte contraddizioni, bugie, eccetera. Quindi non sono io che devo dire se è colpevole o no. Gli inquirenti stanno lavorando. Ricorrere quel sabato mattina in cui, ascoltando la radio, vengo a sapere che la procura mette nero su bianco il fatto che io abbia ucciso mia moglie. Sul momento sono rimasto un po' così, insomma. Poi sono andato in salotto, ho acceso la televisione e lì è proprio venuto fuori da tutte le televisioni. Poi tutto quel giorno lì io ero sotto shock, per me è stato un trauma pazzesco. In quel momento ho ripercorso un po' le parti fondamentali della mia vita, mi si è gelato il sangue. Quella mattina dentro di me si è scatenato di tutto. A un certo punto ho pensato anche al suicidio. Ho pensato che ormai di questa vita non mi interessava più niente. Ho perso la moglie, vengo accusato di essere assassino. A un certo punto ho pensato mille cose, cosa faccio? Mi butto giù del monte, che ne so, vado di notte, vado sul Molo Audace, mi butto in acqua, quella veramente sono state delle ore tremende e terribili. E qui senza mezze parole Sebastiano ci fornisce il movente dell'omicidio. Senza Liliana la sua vita era finita. Ora immaginiamo che Liliana dice a Sebastiano che lo lascia per Serpin, ed ecco che allora si concretizza la reazione di Sebastiano da narcisista non su se stesso ma sulla vittima, su Liliana Resinovic, con l'idea magari forse di poi farla finita, ma naturalmente il narcisista tipico poi non riesce a farla finita. Poi a un certo punto ho detto no, devo lottare, devo continuare a lottare, dovrò voglio dimostrare che io non ho niente a che fare con la scomparsa di Liliana. Mi sono sentito con i miei avvocati, non avevo parole, e Alice Bevilacqua mi fa: Sebastiano, noi siamo vicini a te, perché mi batteva il cuore, piangevo, mi sentivo veramente quasi un mostro, e queste parole di Alice
mi hanno dato la forza di continuare. A un certo punto ho detto meglio che vado in montagna, mi sono andato in montagna, i posti, certamente io vado sempre nei posti dove sono stato anche con Liliana, anche perché con Liliana siamo stati dappertutto, 32 anni insieme, una vita meravigliosa. Sono arrivato fino a 1800-1900. Lì ho trovato la mia serenità, la voglia di continuare a vivere. Volevo fare una precisazione su quanto riguarda queste nuove sequestri di coltelli. Cosa fa uno che da anni lavora sui coltelli, si diverte, fa quella, una roba e l'altra? Quando c'è un compleanno di qualche amico, quella cosa gli regali? Gli regali il coltello. Lui ai compleanni degli amici regala i coltelli, è questo che mi ha fatto sorridere. Quello che invece non mi fa sorridere è il fatto che lui per 3 anni ha sempre detto, lo diranno gli inquirenti, lo dirà la dottoressa Cattaneo, adesso lo stanno dicendo e non gli va più bene. Adesso non vuole neanche spiegare agli inquirenti, non vuole parlare con loro. Cioè mi fa un po' strano. È ovvio che è innocente fino a prova contraria, però se io fossi il marito, dopo 3 anni che vado in televisione a dire sono innocente, io non ho fatto niente a mia moglie, non riesce a dire la parola omicidio, io sarei corsa a questo punto degli inquirenti a raccontare meglio di quello che ho fatto in televisione per 3 anni, di come sono andate le cose quel 13 e 14. Questo sto dicendo, io non lo sto accusando, questo l'hanno accusato, è una proposta con, non so come spiegarmi, degli inquirenti, un'ipotesi di reato. Se hanno scritto questo vuol dire, secondo me, per quel poco che capisco, che qualcosa di più in mano ce l'hanno. Io aspetto di essere chiamata perché anch'io ho le mie cose da dire. Per come era fatta Liliana non sarebbe mai uscita senza la fede, la catenina della mamma e tutto il resto. Ormai è dichiarato, è scritto, è fatto che è un omicidio. Noi ci siamo battuti per questo. Liliana non sarebbe mai uscita senza cellulari. A casa di Liliana mancavano 2 paia di scarpe, 2 scatole vuote. E io e Gabriella, la moglie di Sergio, ci siamo chiesti, una le avrà addosso, ma l'altro paio perché manca? Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.